Forti fumo visibili da chilometri di distanza, vasto incendio nella pineta Paura nel pomeriggio a Bibione, vicino al faro, zona interdetta, intervento in corso dei vigili del fuoco e protezione civile. 8 persone si lanciano in acqua per sfuggire al fumo. Tragedia, Isola Vicentina, 77enne travolta e uccisa dall'auto del marito che non si è accorto della donna mentre faceva retromarcia. Scatta nel comune vicentino di Brogliano la prima multa in Veneto per mancato pagamento con il POS. Nel mirino delle Fiamme Gialle una gelateria. Autostrade, siglato l'atteso accordo tra Ministero delle Infrastrutture Veneto e Friuli Venezia e Giulia. Nasce la nuova società pubblica Alto Adriatico che gestirà le autostrade. Gli stati generali dei sindaci veneti, primi cittadini preoccupati dalla crisi di governo, ma dice il presidente di ANCI Veneto, le nostre richieste e i nostri problemi rimangono la politica nazionale, impari da noi a fare squadra. Legna e pellet carissimi e introvabili, costi raddoppiati o addirittura triplicati. L'appello dei fornitori, pensateci adesso, ma soprattutto attenti alle truffe online. La Procura di Trento dal nulla osta la sepoltura delle vittime del disastro della Marmolada. Oggi intanto 2 riunioni sulle perizie elaborate da un ingegnere idraulico e quelle di un glaciologo. Sarà la pluripremiata attrice statunitense Julianne Moore a presiedere la giuria della 79esima Mostra del Cinema di Venezia. L'annuncio oggi del direttore Barbera. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi a Bibione, in zona Faro, nei pressi del Passo a Barca. Momenti di apprensione tra i turisti, il fumo visibile fino al Golfo di Trieste. Fatemi sapere dalla regia se è pronto il nostro servizio di Anna De Roberto e Nicola Marcato. Vediamo. L'incendio è scoppiato poco dopo le 14 a ridosso del faro. A Bibione in pochi minuti è stato un fuggi-fuggi di bagnanti dalla pineta. Il fumo visibile a chilometri di distanza fino a Trieste. 8 persone sono state tratte in salvo dalla Capitaneria di Porto di Lignano. Per sfuggire al rogo si sono lanciate in acqua. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente nella zona tra il faro e il Passo Barca di Bibione, fino agli 8 rimasti imprigionati a riva. Decine le telefonate al numero di emergenza dei vigili del fuoco che hanno raggiunto la zona da Portogruaro, Latisana, Lignano, Mestre, Udine e Padova, portando 2 autopompe, 6 autobotti, tra cui 2 autocisterne, 3 moduli antincendio boschivo al lavoro fin da subito per cercare di contenere le fiamme e limitare i danni alla pineta. In azione anche il Canadair. Attivate anche le squadre di emergenza del vicino Campeggio e Marina 1, le operazioni sono state gestite dalla sala operativa della Regione del Veneto. Il rogo si sarebbe innescato in un campo di mais proprio adiacente alla pineta. Decine di segnalazioni sono arrivate anche da Lignano Sabbiadoro. Bagnanti hanno riferito di sentire odore acre e puzza di bruciato. A centinaia stanno seguendo a distanza le operazioni di spegnimento del rogo. È una tragedia questa, per fortuna ci sono i vigili del fuoco che danno una mano sempre, che riescono a spegnere le fiamme, perché qua è stato un disastro. Sono in campeggio io qua dietro e mi sono preoccupato subito perché pensavo venisse dal campeggio e invece fortunatamente è al di là del fiume e spero non ci siano persone. Veramente siamo vicinissimi a quello che è un campeggio dove ci sono bambini, famiglie che erano qua tranquille, noi ci siamo spaventati un sacco. Speriamo che riescano a domare l'incendio perché è veramente terrificante. Non so quanto facile sia fermare queste fiamme qui, è veramente un problema grande. Purtroppo. È un peccato, un dispiacere, è ovvio, basta vedere. Da. L'amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento, intanto con il sindaco Flavio Maurutto, per motivi precauzionali ha chiuso al pubblico il faro e sospeso il collegamento via barca tra Bibione e Lignano.
E vigili del fuoco di Montebelluna e volontari di ABAV impegnati nella tarda mattinata di oggi per tutto il pomeriggio per un incendio divampato sul Montello a Volpago all'altezza della presa 10, in fumo 3,5 ettari di area verde. L'intervento tempestivo dei pompieri e dei volontari ha consentito di evitare che l'incendio si propagasse oltre e di spegnere le fiamme, la cui origine al vaglio degli inquirenti, ma sono proseguite per diverse ore le operazioni di bonifica per scongiurare la presenza di focolai attivi. E quella di oggi è stata un'altra giornata tragica sulle strade della nostra regione. Di pochi minuti fa la notizia di un nuovo incidente mortale si è verificato nel Padovano a Sarmeola, vicino alla chiesa, a Sarmeola di Rubano, vicino alla chiesa, coinvolto uno scooter. Vi forniremo ulteriori dettagli nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Ma un'altra tragedia si è verificata stamane nel Vicentino, a Isola Vicentina, dove un anziano ha investito e ucciso accidentalmente la moglie. Tragedia Isola Vicentina, una manovra fatale costata la vita ad una 77enne del posto. Alla guida dell'auto il marito, che secondo una prima ricostruzione avrebbe rilasciato accidentalmente il pedale del freno, investendo in retromarcia la moglie convivente coetanea. I militari della stazione di Malo, accorsi sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna ed effettuare l'alcol test all'anziano con esito negativo. Su disposizione della Procura di Vicenza il veicolo è stato posto sotto sequestro, l'uomo denunciato per omicidio stradale. Tutto è successo in via Arnaldi, dove si trovavano i due coniugi stamattina. Presto sarà effettuato l'esame autoptico sulla salma della donna. Era venuto a abitare da poco a Isola Vicentina, ma aveva gli affetti più cari qui ad Isola e un incidente proprio sfortunatissimo. Conosco bene le famiglie, conosco gli affetti e sono vicino alle famiglie naturalmente. E una disgrazia proprio, un incidente fatale. E prima multa nel Vicentino ancora per mancata accettazione del POS da parte di un'attività commerciale. È accaduto a Brogliano. Prima sanzione nel Vicentino a un'attività che non ha accettato il pagamento elettronico. Sono le Fiamme Gialle a intervenire. Il controllo della Guardia di Finanza di Arzignano nasce dalla segnalazione di un cittadino che riferisce di essere andato a comprare il gelato, ma al momento di andare alla cassa si sarebbe scontrato con il rifiuto della titolare di accettare la carta di debito per il pagamento del conto da 20 euro. I militari, accertata la violazione, hanno attuato la norma che stabilisce che dal 30 giugno del 2022 viene applicata una sanzione amministrativa per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici. Per questo le Fiamme Gialle hanno trasmesso il rapporto al prefetto di Vicenza, autorità competente per irrogare la sanzione amministrativa, in questo caso per un importo di 30,80 euro. Resta ovviamente fermo il diritto del consumatore di scegliere liberamente la possibilità di pagare non solo col POS ma anche in contanti. Importanti novità per la viabilità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nasce Alto Adriatico, la nuova concessionaria autostradale pubblica del Nord-Est. Firmato l'accordo tra il ministro Giovannini e i governatori Zaia e Fedriga. Principali ricadute sul territorio: tariffe bloccate e quasi 1 miliardo di euro di investimenti, con priorità per la terza corsia della A4. Il tratto di A4 Venezia-Trieste, la 28 Portogruaro-Conegliano, la 23 Palmanova-Udine, la 57 tangenziale di Mestre e la 34 raccordo Villesse-Gorizia. La gestione delle tratte autostradali del Nord-Est passa alla nuova società pubblica Alto Adriatico SPA, società partecipata dalle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia con la supervisione dello Stato. A sancirlo l'accordo sottoscritto dai due presidenti Luca Zaia e Massimiliano Fedriga e dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, che recepisce il decreto legge del 2017 in materia di concessioni autostradali. Gli aspetti più significativi per il territorio: il blocco delle tariffe e un piano di investimenti da 954 milioni di euro. Soddisfatti i principali attori dell'accordo, nasce, sottolineano, la prima esperienza di partenariato pubblico-pubblico. Questo è il frutto di un lavoro che dura ormai da mesi, se non da qualche anno,
rispetto a un progetto che avevamo e che abbiamo realizzato. Oggi siamo un modello a livello europeo. Tanto Zaia quanto Federica auspicano abbia come primo effetto l'accelerazione dei lavori per la costruzione della terza corsia in A4 tra San Donà e Villesse. E con questo accordo si sblocca tutto, perché a questo punto siamo legittimati dal punto di vista giuridico e anche finanziario a investire questo quasi €1 miliardo. Stiamo parlando della Venezia-Trieste, stiamo parlando ovviamente di un contesto nel quale noi non ci vediamo solo un tema di traffico locale, ma anche la porta d'ingresso del paese verso est, e quindi tutto il traffico che arriva da est, dall'est Europa, il corridoio 5, ha come biglietto da visita oggi un asse autostradale che è assolutamente collassato e pericoloso. È un accordo che finalmente si realizza, un accordo importante per il Veneto e per il nostro sistema autostradale. Ora è importante che vengano bloccate le tariffe, perché non si può pesare ancora sulle tasche dei cittadini, e che si realizza il piano di investimenti, portando alla realizzazione della terza corsia nel tratto autostradale San Donà Alvisopoli. Una realizzazione importantissima per mettere in sicurezza il territorio e i cittadini. Crisi di governo, le preoccupazioni dei sindaci veneti nella voce del presidente di ANCI Conte oggi a Vicenza per gli stati generali dei comuni durissimi, gli industriali atto di egoismo politico. La crisi di governo irrompe agli stati generali dei comuni del Veneto promossi dall'ANCI a Vicenza. 300 sindaci provenienti da tutta la regione, già alle prese con la crisi economica post-pandemia, le ricadute della guerra, le famiglie e le aziende in difficoltà e un autunno pieno di incognite. Le sorti incerte del governo Draghi pesano anche sull'amministrazione dei comuni. Questa instabilità che preoccupa certamente gli amministratori, che preoccupa le nostre comunità, ma non ferma i problemi delle nostre comunità e non ferma le risposte che i sindaci cercheranno di dare. Abbiamo bisogno di un governo forte, abbiamo bisogno di un governo che dia risposte, un governo che ci ascolti. Le problematiche sono davvero tante, però i sindaci oggi hanno voluto dimostrare che facendo squadra affronteremo anche questo periodo, lo affronteremo con grande responsabilità e speriamo che la politica nazionale si ispiri un po' alla responsabilità dei sindaci. Troppe le opportunità che non si possono perdere, ammonisce Conte, che auspica una soluzione politica rapida e più indolore possibile. In questo momento sarebbe importante dar continuità, nel senso che ci sono delle sfide che stiamo giocando oggi, banalmente i bandi del PNRR, i ristori che abbiamo chiesto per quanto riguarda la maggiore esposizione da parte dei comuni, il tema degli organici, sono temi che noi abbiamo chiesto a questo governo, eravamo in attesa di alcune risposte, rischiamo di vedere tutto congelato, però dico, se non ci sono i numeri è fondamentale andare alle urne, dar voce ai cittadini. Dai sindaci alle categorie economiche la crisi sorprende e anzi sconcerta. In un momento di estrema delicatezza per il nostro paese l'augurio è che le forze politiche che fin qui hanno supportato l'esecutivo guidato da Mario Draghi si impegnino a ritrovare elementi comuni per continuare il programma di governo fino a fine legislatura, commenta il presidente degli industriali veneti Enrico Carraro. Serve da parte di tutti un forte atto di responsabilità. Durissimo Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Veneto Centro, che parla di incomprensibile egoismo politico. Una parte del Parlamento ha perso il contatto con la realtà, attacca. Mandando a casa un premier stimato in tutto il mondo, l'Italia si scoprirà presto più debole ed esposta alla speculazione finanziaria. Faccio un appello forte, conclude Destro, a ciascun leader politico e a tutti i parlamentari veneti a ricomporre le ragioni di coesione nazionale che sono state alla base di questa esperienza di governo, arrivando, ribadisce anche il numero 1 di Assindustria, al termine della legislatura. E ancora sulla crisi di governo, che cosa accadrà da oggi fino a mercoledì, quando il Presidente del Consiglio Mario Draghi, dopo le dimissioni di ieri, riferirà in aula politica divisa tra chi lavora per un Draghi bis e chi invoca o è tentato dal voto. Però abbiamo una situazione che non è più sostenibile. Il quesito che avevamo posto ai nostri attivisti 1 anno e mezzo fa, quando abbiamo chiesto se appoggiare il governo Draghi, era un governo che difendesse le principali conquiste del Movimento 5 Stelle. Il senatore trevigiano Gianpietro Girotto spiega così la decisione dei 5 Stelle che ha portato alla crisi di governo e alle dimissioni di Draghi, ma a riprova di quanto caotica sia la situazione anche all'interno dello stesso movimento sono le affermazioni su come i 5 Stelle si muoveranno di qui a mercoledì, quando Draghi riferirà in aula. Nei prossimi 5 giorni noi siamo aperti, dialogheremo con tutte le forze politiche e con il
Presidente Draghi, per cercare la migliore soluzione. Intanto Forza Italia e Lega chiudono la porta ai 5 Stelle. Non si può più contare su di loro, si legge in una nota congiunta dopo una telefonata tra Salvini e Berlusconi, ma si continua a lavorare per cercare una via d'uscita. Abbiamo poco tempo. Per mercoledì bisogna trovare un altro patto di mini legislatura. Votare ad ottobre e votare ad aprile, secondo me, non sono quei 4 mesi che cambieranno la vita degli italiani, però bisogna trovare una soluzione perché i problemi sono tantissimi e bisogna dare soprattutto fiducia a Draghi, metterlo nelle condizioni di poter lavorare. Italia Viva lancia una petizione online e lavora per un Draghi bis. Noi pensiamo che sia assolutamente possibile ricomporre la situazione. Sarà Mario Draghi a valutare e il Movimento 5 Stelle, quando si sarà chiarito le idee, a valutare il rapporto tra i due. Per noi si può andare avanti anche senza il Movimento 5 Stelle, però crediamo che il Paese da qui alla prossima primavera abbia delle scadenze importanti che riguardano davvero il futuro delle famiglie e dei cittadini, anche e soprattutto di quelli veneti, e che non ci sia più bisogno di giochetti e scherzi del genere. Sbagliato e irresponsabile il non voto dei 5 Stelle alla fiducia, secondo il PD, al lavoro per ricostruire una maggioranza. Da qui a mercoledì bisognerà vedere se ci saranno le condizioni in Parlamento, con l'assunzione di responsabilità da parte di ogni forza politica, di ricostruire una salda maggioranza attorno al Presidente Draghi. L'Italia ne avrebbe bisogno per la stagione difficile che stiamo vivendo e naturalmente se non sarà così è evidente che la strada più probabile è quella di elezioni politiche che ridiano voce ai cittadini. Legislatura finita, al voto subito. Fratelli d'Italia ribadisce la linea di sempre. Io credo che invece oggi si debba essere veramente responsabili, rendersi conto che la legislatura è finita, così come è iniziata, cioè male, e che oggi si debba tornare alle urne perché è possibile dare, e anche in velocità, la parola agli italiani, avere la possibilità di avere un governo forte e coeso come quello che darebbe oggi il centrodestra. Probabilmente l'unica paura del centro-sinistra è proprio questa, e cioè che se andassimo a elezioni adesso il centrodestra vincerebbe, non dico facile, ma vincerebbe queste elezioni. E sulla crisi di governo stamane l'intervento del direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli nella nostra prima edizione del TG. Sentiamo un estratto del suo commento. Gli strappi sono consentiti, ci mancherebbe altro, ma bisogna vedere perché si strappa. Cioè, si può anche cercare, cioè il fine sempre in qualche modo giustifica il mezzo, ma non in questo caso. Cioè, noi abbiamo un paese nella situazione tremenda e si apre una crisi di governo per un termovalorizzatore. Un termovalorizzatore che è quello che consente a centinaia di città e di metropoli e di regioni in questo paese di andare avanti senza oltretutto quel traffico di ecomafie e delle ecomafie che proprio senza termovalorizzatori risulta ovviamente favorito. E Conte fa lo strappo probabilmente per vendicarsi di Di Maio che anche lì, e qui diciamo il potere ha dato la testa anche a lui, fa una scissione non per il bene del paese, perché queste sono balle, il bene del paese, l'interesse comune a questi signori non interessa niente, loro hanno in mente soltanto il loro interesse, l'interesse di bottega, mantenere le loro poltrone, che noi abbiamo una classe politica mediamente incompetente che si è ritrovata in Parlamento non perché l'abbiamo scelta noi, perché avete scelto voi i politici, no, li hanno scelti i capataz di partito, li hanno scelti le segreterie che non ci lasciano scegliere i parlamentari, perché li scelgono loro. Noi mettiamo una crocetta, diciamo, sulla coalizione o sul partito. Possiamo eleggere i parlamentari europei, possiamo eleggere i sindaci, eleggiamo i consiglieri regionali, no, i parlamentari, quelli che legiferano e quindi decidono delle nostre vite, li scelgono loro. Dopodiché ci lamentiamo, dopodiché mandiamo a casa Draghi che, intendiamoci, avrà tutti i difetti di questo mondo, ma vogliamo pensare che in una fase così delicata qualcun altro di questi leader, potrei citare ciascuno dei leader che siamo abituati a vedere in televisione e sui giornali, possiamo pensare che in una fase così delicata qualcun altro
anche nella gestione del PNRR. Possiamo immaginare qualcun altro al posto di Draghi in una fase così difficile e così delicata? Ed abbiamo un aggiornamento sulla notizia dell'incidente mortale che vi abbiamo dato poco fa, avvenuto nel Padovano a Sarmeola di Rubano. A perdere la vita un quarantenne di Padova che in sella al proprio scooter stava procedendo in direzione Rubano da Padova, si è scontrato con una vettura che proveniva nell'opposto senso di marcia e stava svoltando verso piazza Aldo Moro. Per il quarantenne purtroppo non c'è stato nulla da fare. Tra rincari energetici, uno dei settori maggiormente colpiti è quello del legname, legna da ardere, pellet e carbone. Sentiamo. Un bancale di legno rispetto all'anno scorso, quanto veniva e quanto viene adesso? Ma l'anno scorso i prezzi erano indicativamente 150 euro, oggi siamo sui 250 euro a bancale. Invece per il pellet? Il pellet, il valore, guardando anche tranquillamente le vendite online, era dai 3 ai 5 euro, oggi viaggiamo dagli 8 ai 16 euro. Legna da 15 a 25 euro al quintale, pellet da 5 a 15 euro al sacco, che significa che con l'inverno il costo medio giornaliero per scaldarsi non sarà inferiore ai 15 euro e che ogni mese bisognerà togliere almeno 400 euro dallo stipendio. Sono ad oggi, conta alla mano, gli altri rincari energetici, quelli per intenderci valutati da molte famiglie molto più convenienti rispetto a gas o gasolio. A questo punto probabilmente il prezzo per scaldarsi con il pellet sarà equiparato a quello del gas o a quello dell'energia elettrica, quindi non so quanta convenienza ci sia tra pellet e energia tradizionale. Legna e pellets cari e introvabili. Per alcuni tagli, per esempio il 25, che è quello per le cucine economiche, per le piccole stufe, prodotto introvabile, per il resto navighiamo a vista. Forse c'è anche una componente speculativa, ma di fatto c'è una problematica legata alla forestale di base che rende i prodotti meno disponibili e dall'altro una fortissima richiesta di pellet, cioè di biomassa, per cui dei tronchi che prima erano destinati al taglio adesso finiscono dentro alle macine per produrre segatura. E per chi sperava in un ritorno al passato non va meglio con il carbone. Sì, il carbone è introvabile perché comunque è un prodotto che arriva dalla Germania e la Germania non esporta più perché ha deciso di utilizzare il carbone per le proprie centrali a energia. È aumentato di circa il 50%. E nonostante sia difficile pensare al freddo in questi giorni di caldo torrido, il Consiglio degli esperti non ammette indecisioni. Bisogna provvedere prima sperando di avere tutto ciò che serve per i fabbisogni familiari. E attenzione alle offerte online, dove la truffa è dietro l'angolo. A 5 euro può esserci che ci sia ancora qualcuno che magari ha qualche scorta, ma delle offerte a 3,50 euro, 2,90 euro sono assolutamente impossibili. Tragedia della Marmolada, è arrivato oggi il nulla osta della Procura per la sepoltura delle vittime. Potranno presto tornare a casa le salme delle vittime della tragedia che si è abbattuta sulla Regina delle Dolomiti lo scorso 3 di luglio. La Procura di Trento ha dato oggi il nulla osta alla sepoltura delle 11 vittime. I resti saranno consegnati alle famiglie che potranno così compiangerli e dare loro una degna sepoltura. Resti che continuano ad affiorare e che anche ieri i droni hanno intercettato sorvolando il luogo del disastro. Proprio una settimana fa il colonnello Gianpietro Lago, comandante dei RIS di Parma, aveva messo la parola fine al percorso di riconoscimento degli alpinisti travolti e uccisi dalla spaventosa slavina provocata dal distacco di una parte della calotta del ghiacciaio. Oggi nuova giornata di ricerche con i droni, mentre domani una squadra da terra è già stata incaricata di recuperarli per le analisi. In mattinata in procura a Trento intanto si sono svolte 2 importanti riunioni. Sul tavolo c'erano tutte le perizie elaborate da un ingegnere idraulico e quelle di un glaciologo. Entrambi, precisa il procuratore capo Sandro Raimondi, esperti a livello mondiale. Le perizie sono state incluse nel fascicolo dell'inchiesta aperta per disastro colposo. Procuratore che non ha mai voluto parlare né di fatalità né di negligenza, ma ha assicurato fin da subito ai familiari delle vittime il massimo impegno per capire che cosa sia successo e accertare se vi siano state delle responsabilità.
Sarà l'attrice statunitense Julianne Moore a presiedere la giuria della 79esima mostra del cinema di Venezia, che assegnerà il Leone d'Oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. Vincitrice dell'Oscar nel 2014 per Still Alice, celebrata per la sua versatilità e per le tante memorabili interpretazioni nel cinema e nella televisione. È la prima attrice americana a essere stata premiata con i massimi riconoscimenti per l'interpretazione festiva ai festival di Berlino, Cannes e Venezia. Ed era questa l'ultima notizia. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Anticiclone africano sempre più potente. Si è aperta un'ondata di caldo che, secondo gli ultimi aggiornamenti, è destinata a soffocare l'Italia a lungo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sabato 16 luglio avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con maggiori addensamenti nelle ore pomeridiane sulle zone montane e pedemontane, dove saranno possibili anche dei piovaschi. Temperature minime tra 16 e 23 gradi, massime invece comprese tra i 29 e i 34 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche in questo caso cielo in genere sereno, specie su pianura e costa. I monti dal pomeriggio saranno interessati da locali rovesci. Temperature minime sui 21-23 gradi, massime intorno ai 33-34 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà molto soleggiato, ma con la probabile formazione di qualche temporale di calore nel corso delle ore pomeridiane. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 34-35 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.